con Sketch and Breakfast e con Denti Blu, giusto? Perché c'è un motivo, ce lo spiegheranno loro, perché sono insieme in questa intervista. Siamo qui con Sketch and Breakfast perché niente meno entreranno a far parte della nostra grande famiglia, del nostro caravan, con una nuova uscita che ci sarà il prossimo settembre e la protagonista è niente meno che Felinia, e il resto magari ve lo faccio anche raccontare a voi per quel poco su cui ci possiamo sbottonare. Sarà una storia inedita di Felinia che racconta un po' la sua trasformazione da ragazzina a Felinia che conosciamo oggi. In pratica tutte quelle domande che chi conosce Felinia si è sempre fatto, cioè come mai è diventata così Felinia, giusto? Ecco, in questo fumetto potrebbero trovare delle risposte. A settembre usciremo appunto con Denti Blu, che ha avuto il coraggio di pubblicarci, si può dire coraggio? Diciamo la spavalderia, l'ardire e l'audacia. No, vabbè, Sketch and Breakfast, anzi, voglio dire, Sketch and Breakfast è una cosa che si pubblica quasi da sé. Che ci sto a fare io qui? È una cosa già lanciata da sola verso l'infinito e oltre, io sono solo un mezzo attraverso il quale i nostri carissimi raggiungeranno i loro lettori. Com'è nato l'aggancio tra Denti Blu e Sketch and Breakfast? Innanzitutto io potrei dire che non ne sono del tutto sicuro perché se ne è occupata la mia socia, ma in realtà lo so perfettamente. No, allora direi che prima di tutto la community del fumetto online, del fumetto umoristico eccetera, meno male si tiene in contatto, in qualche modo Sketch and Breakfast lo conoscevamo da tempo e lo seguivamo, e poi chiaramente incontrandosi anche di persona un'idea tira l'altra eccetera, l'idea di partire insieme con un progetto a me ha fatto piacere, spero anche a loro. Perché Edizioni Denti Blu è umorismo, mi arrivano tante proposte, mi arrivano proposte di tutti i tipi, mi arriva anche quello che dice no, ho fatto un fumetto d'avventura ma a pagina 43 c'è una mezza gag e quindi vabbè, no. Sketch and Breakfast è umorismo vero, è umorismo che fa ridere, a me fa un sacco ridere quando lo trovo online e verrà fuori sicuramente anche un bel prodotto cartaceo, un bel libro, quello che sto vedendo in anteprima da privilegiato mi piace. Confermo tutto quello che ha detto lui, Zanna Blu lo conoscevamo già alla fine sul mercato dei fumetti da tantissimo tempo e quindi per noi è soltanto un piacere e un onore poter essere parte di questo gruppo. Quanto è importante per i giovani autori i nuovi mezzi di comunicazione, cioè social network e quant'altro, blog, DeviantArt, per farsi conoscere e anche per arrivare poi a una pubblicazione. Comincio io in quanto disinformato sui fatti. Allora, apro una piccola parentesi, nel senso che noi con Zanna Blu avevamo iniziato nel 2000 e a quei tempi il web era 1.0 assolutamente. E siamo stati molto latitanti proprio perché diciamo partiti col web poi ci siamo rifugiati sul cartaceo che ha tutto il suo giro e ci siamo accorti dopo col web 2.0 dell'importanza dell'essere social anche per un fumetto, quindi ora abbiamo Zanna Blu che sta riprendendo terreno che diciamo col suo vivere in cartaceo aveva perduto e da questi ragazzi posso solo imparare perché hanno fatto qualcosa di straordinario con la loro pagina di Sketch and Breakfast, non solo a livello di vastità del pubblico ma anche della risposta del pubblico. Ho visto un affetto incredibile, che vedo proprio una risposta diversa di chi parte con un webcomic molto seguito, interagisce parecchio piuttosto che con chi ha magari un altro percorso come è stato il nostro. Io faccio il vecchio della situazione, però no, veramente è un modo di lavorare sicuramente premiante. Abbiamo già visto anche con Sacro Profano che ha fatto dei grandissimi risultati e parte dal web, quindi io ho le stesse aspettative per Sketch and Breakfast e sicuramente sti ragazzi non mi deluderanno. Incrociamo le dita, sì. Sì, non posso che confermare l'importanza del web per avvicinarsi ai propri lettori ed è la cosa direi più bella per ora che abbiamo provato, perché comunque è vero, quando in fiera incontriamo la gente che ci conosce, che ci legge e che veramente sa quello che pubblichiamo, cioè spesso viene gente da noi a farci presente delle vignette che noi stessi abbiamo dimenticato e cioè, fa veramente molto piacere e ci si sente veramente molto vicini a loro e la cosa bella è che appunto loro si sentono vicini a noi anche perché si immedesimano molto nei personaggi
soprattutto nel personaggio di Felinio. Una cosa che dicevo anche, che in un periodo in cui cercare di investire su un fumetto bisogna conoscerlo, e quindi secondo me proprio tramite il web la persona è invogliata ad acquistare un fumetto che magari invece si fa un salto nel buio e dice: ma io cosa ho comprato e cosa ho speso? Sembra un ragionamento non valido, però in realtà per molti è così poi alla fine, soprattutto per chi cerca di approcciarsi al fumetto. Penso di sì, nel senso che da molti dei nostri lettori, per esempio, dicono che non hanno mai seguito fumetti, ma hanno cominciato a leggere noi, per esempio, e si sono appassionati a questo mondo. E quindi diciamo che questa cosa, internet è maestro nell'avvicinare persone a passioni che non conoscevano prima. Ovviamente chi era legato già al fumetto tradizionale forse al contrario potrebbe avere un po' più di difficoltà ad avvicinarsi al webcomic, però diciamo che anche con per esempio la fusione tra Sketch and Breakfast e Denti Blu queste cose vengono a coincidere, quindi si spera di toccare un po' entrambe le fasce di lettori, insomma i tradizionali e gli innovativi, diciamo così. Sì, no vabbè scherzavo. No, allora, citazione, cheat come si suol dire. No, allora io sono senz'altro d'accordo, perché anche è il tam tam fra i lettori che è la vita per un fumetto come per un sacco di altri prodotti, specie nell'intrattenimento, specie come dire, quei prodotti che non servono a nutrire il nostro corpo ma a nutrire il nostro spirito, come so poetico. Ecco, e la dimensione sociale del fumetto online è una dimensione importantissima. Poi ovviamente col cartaceo riusciamo anche a dare quel che di finalmente ce l'ho, finalmente è mio, finalmente al di là dell'inedito, e ci sarà una parte inedita, ma anche perché avere nei propri scaffali uno Sketch and Breakfast fa sentire parte ancora di più della community. Questa è un'impressione che ho avuto modo di vedere anche sugli altri nostri fumetti. Sì. Poi c'è da dire che bisogna anche saper comunicare, cioè nel senso che tu puoi anche metterti su un Facebook con delle tavole complessissime e hai meno riscontro, più una cosa è semplice ed immediata, più ed effetto. Ecco. Quindi bisogna anche saper come sfruttare il mezzo. Io vi ringrazio e alla prossima allora.